Sono 10 i comuni agrigentini chiamati alle urne. Si voterà tra il 22 e il 29 maggio. I cittadini sceglieranno i sindaci di Aragona, Bivona, Cattolica Eraclea, Campobello di Licata, Comitini, Lampedusa e Linosa, Santa Margherita Belice, Palma di Montechiaro, Sciacca e Villafranca Sicula. Numerosi sindaci uscenti che concorreranno per un secondo mandato. Ad Aragona Giuseppe Pendolino ha annunciato la sua ricandidatura. Contro di lui l'ex presidente del Consiglio provinciale Raimondo Buscemi, che ha affermato di voler concorrere per la fascia di primo cittadino. Anche a Cattolica Eraclea si va verso la possibilità del secondo mandato di Sando Borsellino. A sfidarlo dovrebbe esserci Giuseppe Termine, già sindaco ed ex commissario della Camera di Commercio di Agrigento. Anche Stefano Castellino ha già più volte annunciato la sua ricandidatura a Palma di Montechiaro, incassando il sostegno delle liste civiche Corri Palma e Palma in Movimento. Stessa storia per i comuni di Lampedusa e Linosa e Bivona, rispettivamente guidati da Salvatore Martello e Milko Cinà, che hanno in progetto di continuare a ricoprire la loro carica. A Sciacca il sindaco uscente, Francesca Valenti, non si è ancora pronunciata su un eventuale raddoppio del proprio mandato. Ha invece presentato la sua candidatura a Ignazio Messina, già primo cittadino di Sciacca, oggi segretario nazionale di Italia dei Valori, che vuole tornare ad amministrare la città. Un'ulteriore certezza riguarda l'impossibilità per il sindaco di Santa Margherita Belice, Francesco Valenti, e per quello di Campobello di Licata, Giovanni Picone, di concorrere per un terzo mandato. Nei mesi scorsi era stata avanzata la proposta di poter rieleggere nei comuni con meno di 15.000 abitanti lo stesso primo cittadino per una terza volta. Il disegno di legge è stato però accantonato e verrà ridiscusso non prima del 2023. Sfuma dunque la speranza per diversi sindaci uscenti siciliani di vedere approvata la legge in tempo per le amministrative di primavera.